Sabato 16 febbraio alle ore 10:30 presso l'ex collegio dei padri filippini di Agrigento è in programma una conferenza stampa degli organizzatori del Mandorlo in Fiore per presentare le novità dell'edizione 2019, i nuovi percorsi della sfilata, l'ingresso contingentato alla Valle dei Templi, la mobilità cittadina. Intanto stamani il direttore del Parco Parello ci ha anticipato le prime novità in cantiere, l'avvio della campagna stampa e tra le cose di particolare rilevanza archeologica la scoperta di nuovi interessanti insediamenti nella zona nord della Via Sacra, durante gli interventi fatti sulla rete idrica. A breve anche l'arrivo del finanziamento di 2 milioni di euro dei fondi del Patto per il Sud, che prevede la ripresa della nuova campagna di scavi per la messa in luce del Teatro della Valle. Dottore Parello, la macchina organizzativa è in moto, è partita anche la campagna stampa e comunicazione, insomma quanto prima avremo la nuova edizione, la 74esima del Mandorlo in Fiore, con quali novità in cantiere? Con la conferma dell'impalcatura tradizionale su cui si innestano tante piccole novità che vanno nel segno di coinvolgimento della comunità e di partecipazione attraverso vari percorsi dai laboratori alla ripresa di tradizioni popolari come i giochi di strada o come le fiabe di P3. Ci sarà un grande sforzo di inclusione, perché vogliamo che il Mandorlo ritorni ad essere un bene di tutti, a cui tutti partecipano, a cui tutti i cittadini danno il loro contributo, piccolo o grande che sia. Insomma 10 giorni in cui la città si animerà, si movimenterà in tantissime iniziative, ma so che avete fatto anche degli accordi particolari. Sì, allora, intanto la festa si svolgerà in tutta la città, quindi a partire dal Palacongressi per arrivare naturalmente al centro storico, dove si svolgerà per esempio un evento del tutto nuovo che è la Notte dei Patrimoni, quindi il mercoledì dopo la sfilata i gruppi non se ne torneranno negli alberghi, animeranno la notte in città e in centro storico in collaborazione con i commercianti, con le strutture ricettive, quindi sarà l'occasione anche in questo caso non solo di godere lo spettacolo, ma di confrontarsi con i gruppi stranieri, scambiare opinioni, confronti e soprattutto innescare momenti di amicizia e di convivialità. Per il resto confermata la fiaccolata, gli spettacoli al Palacongressi? Sì, diciamo tutto come da tradizione, abbiamo aggiunto uno spettacolo quest'anno visto il successo dell'anno scorso, quindi ci saranno 2 spettacoli il sabato e 2 il venerdì. Ecco, parliamo ora dello spettacolo finale, cosa ha da dire e quali novità? Nello spettacolo finale abbiamo dovuto affrontare un tema molto delicato che è quello della sicurezza, che ci consente di far entrare all'interno della Valle dei Templi 10.000 persone e non più, e quindi per non creare disagi abbiamo già avviato una possibilità di preacquisto, anche se di prenotazione più che altro, dei biglietti, in maniera tale che venga tutto ben regolato e tutti abbiano la possibilità di assistere nella massima tranquillità allo spettacolo. Ecco, qualche novità relativamente agli scavi? Sono ripresi? C'è qualche novità, se ce la può anticipare? No, la novità è che abbiamo individuato un altro settore di indagine che è quello a nord della cosiddetta Via Sacra, a seguito di un saggio che abbiamo fatto per la realizzazione della rete idrica, per la manutenzione in realtà della rete idrica, sono venute fuori delle situazioni interessanti che vogliamo approfondire, quindi la novità è l'area di indagine, poi vedremo che cosa... Senta, invece per il teatro, gli scavi? Per il teatro, guardi, sono andato ieri a Palermo a sollecitare questo benedetto decreto che dovrebbe arrivarci finalmente, mi hanno detto i primi di marzo, quindi da quel momento in poi si potrà riprendere con questo finanziamento di 2 milioni di euro all'interno del Patto per il Sud.